In campo Velo e Città di Malo per la seconda semifinale di Coppa Endas di Vicenza. Stefano Testoni a raccontarvi con le immagini di Futsal Veneto TV questa seconda sfida. Nella prima, alle 19:30, la vittoria del Real Mantovano per tot con Salvia United, se non ricordo male, 8-2. I due capitani intanto a decidere chi andrà a battere il primo calcio d'avvio: Slivic, Branco per Città di Malo e il numero 13 Omar Lezza per il Velo. Andiamo a vedere le formazioni con il Città di Malo di mister Roberto Michela, che schiera con il numero 1 Kuzmanovic, con il 2 Petrovic, con il 5 Mujakanovic, con il 6 il capitano Slivic, con il 7 Majstorovic, con l'8 Girardello, con il 9 Devic, con il 10 Esper, 11 Elder Mujanovic, con il 13 Cikosevic, con il 14 Puljanovic, con il 20 Sasaninic. Il Velo di mister Giorgio Schiro schiera con il numero 1 Borsato, 2 Castagnero, 4 Fondase, 5 Di Domenico, 6 Crivellaro, 7 Gianmartini, 8 Zuccollo, 9 Menara, 10 Lorenzato, 11 Gobbo, 13 il capitano Omar Lezza e con il 17 chiude Samuel Pasin. La vincente di questa sfida appunto domani troverà sulla sua strada il Real Mantovano, che ha battuto dopo un primo tempo un po' contratto, un inizio di ripresa 3 colpi e via per dare i ceffoni a Salvia United, che è costretto a salutare la competizione. Partiti dunque 60 minuti più eventuali calci di rigore in caso di parità, con Gianmartini che protegge subito il primo pallone che esce dal rettangolo di gioco regolamentare, messa a tirare per il Velo di mister Schiro. Palla per Gianmartini che non trattiene Slivic, se la riprende, va a calciare una puntata che sbatte su un giocatore del Velo. Era uscito il portiere Samuel Pasin a cercare di prendersi il pallone, non ci è riuscito. E Città di Malo, che è anche una squadra che milita in C2, che ha terminato la scorsa settimana la sua regular season con tipo il Sassaninic di turno che va a giocare e va a calciare tra le mani di Samuel Pasin, che invece è portacolori nel campionato di Serie D del Futsal Trissino, con cui ha vinto campionato e coppa, e con cui la settimana prossima, insieme a Darlin Aidari, che ha segnato anche nella precedente sfida con il Real Mantovano, tornerà qui venerdì per le semifinali di Coppa Veneto di Serie D FIGC. Majstorovic intanto per Capitan Slivic, muove palla avanti per Puljanovic, giocatore che gioca e segna con Città di Malo. Palla imprecisa, chiede scusa Majstorovic e può cercare di ripartire il Velo da dietro. Palla toccata da Zuccollo, si fa vedere Gianmartini che non arriva a tenere vivo il pallone in possesso per i suoi, strattonato senza fallo da Sasaninic. Proprio il 20 del Malo va a battere per il suo capitano Slivic. Majstorovic si muove in avanti, Majstorovic comodo per Slivic che gira a sinistra verso Sasaninic, cerca di girarsi su Gianmartini. Ninic protegge bene il pallone, poi Gianmartini recupera, lo tocca comunque in fase laterale. Un duello importante quello tra il 7 del Velo in maglia granata, il numero 20 con completo maglia blu, azzurro-blu. Intanto si gira molto bene Puljanovic, trova però sulla sua strada la terza posizione di Pasin, e poi Puljanovic, nel cercare di riprendere il pallone a Gianmartini, va a commettere il primo fallo di questa seconda semifinale. 3 minuti di gioco, palla per Gianmartini che cambia il lato, ancora Gianmartini, lo scambio con il numero 11 Dennis Gobbo, palla per Gianmartini, esce bene però con il numero 2 Nicola Petrovic, lo rivediamo a dire di no con il corpo, il tentativo di Gianmartini.
si prova ancora con Gobbo, scambio con Gianmartini, recupera bene Slivic, il capitano, che poi spara lontano, fa buona guardia Davide Fondase, il primo arriva tra i piedi di Pasin, che serve proprio il 4. Fondase, Zuccollo, anzi no, Zuccollo stava muovendo e Gobbo era in possesso, ora Zuccollo riceve il pallone, lo scambio con Gianmartini che va dietro da Fondase, Zuccollo ancora, si muove bene Gobbo che scarica di prima intenzione sul passaggio del compagno numero 8, non trova però dello specchio della porta, era Petrovic, può far ripartire senza problemi. Siamo già nella metà campo di difesa del Velo con Sasha Ninic che si gira e scarica un sinistro che si perde alto, Pasin recupera il pallone e fa ripartire il gioco. Zuccollo lo scambio con Gianmartini, fermato senza fallo da Ninic che si era anche fermato il tiro velenoso, il sinistro di Sasha Ninic fuori di un nulla, lo rivediamo armato il suo sinistro, tiro che è andato quasi a lambire il palo lontano della porta, difesa da Pasin che scarica facile per Zuccollo, corre Fondase, il pallone impreciso, chiede scusa il numero 8 Granata del Velo con mister Giorgio Schiro che dà indicazioni ai suoi da bordo panchina, in piedi anche Roberto Michelan, mentre Nicola Petrovic, portiere sopra la linea di metà campo, a dare manforte ai propri compagni di squadra come giocatore d'attacco aggiunto. Proprio Petrovic riceve il pallone, lo scambio della porta opposta per capitano Slivic che va da Majstorovic ancora verso Slivic, Majstorovic voleva caricare il destro, ci ripensa, palla per Petrovic, il portiere ora scarica il destro che termina alto, non dà problemi al collega di reparto. Ecco nel replay riproposto da Futsal Veneto TV il tentativo di tiro da distanza di Petrovic, palla lunga per Gianmartini che torna dietro da Zuccollo, Zuccollo carica il sinistro che sbatte però su Majstorovic, ancora Velo in possesso, ancora con Gobbo, bravo qui Majstorovic a chiudere la diagonale e impedire che Velo arrivi a Zuccollo, riparte ma senza fretta però il Cittadimalo che torna dietro sul passaggio di Pujanovic per Sasha Ninic che amministra il pallone, le indicazioni ai compagni dove muoversi, dietro per Majstorovic, si fa vedere Slivic, il pallone per Pujanovic che si gira e scarica, c'è la deviazione, calcio d'angolo, lo indica anche il direttore di gara. Dunque corner Cittadimalo con Ninic dietro per Pujanovic che strozza il sinistro, tiro da dimenticare quello del numero 14 maladense. Ninic è andato a recuperare il pallone, fa sportellate con Gianmartini che gli porta via la sfera, poi però la porta fuori campo, rimessa laterale per il Velo già battuta. Fondase lungo per Zuccollo che scarica un sinistro di prima intenzione fuori. Il replay mostrato dalla regia, Petrovic intanto pronto a far ripartire il gioco, 7 minuti, sempre 0-0 il punteggio in questa seconda semifinale. Chi vince domani la finalissima affronterà il Real Mantovano. Ninic, Slivic, Majstorovic, numero 7 prolunga per Pujanovic che tocca bene per l'inserimento di Slivic, capisce tutto però Denis Gobbo che può far ripartire l'azione del Velo, Velo che inizia a muovere le pedine in panca, palla ora avanti per Zuccollo che gira in mezzo, Ninic aspetta l'inserimento di Pujanovic, fermato però del numero 11 Gobbo, è pronto Fabio Menara a fare il suo esordio in questa sfida, mentre Nicola Petrovic avanza oltre la linea nera di metà campo, riceve proprio il pallone davanti alla panchina del Velo. Slivic, Majstorovic, ancora per Petrovic che non ha lo spazio per calciare, si torna indietro da capitano. Slivic, Majstorovic per Petrovic,
quasi al limite dell'area, cerca di girare il pallone, porta vuota adesso con il numero 11 Denis Gobbo che viene fermato, chiede scusa a Petrovic. Troppo lezioso il portiere maladense nell'azione precedente. Rimessa laterale per la squadra del Velo, se ne incarica Denis Gobbo della battuta dopo aver dialogato con il direttore di gara che gli ha detto di posizionare il pallone lì in quel punto. Gianmartini, Zuccollo, Gobbo intanto fermato Fondase, Puljanovic riparte veloce, è bravo per scivolata numero 11 Gobbo, fermato poi con il fallo da Sasha Ninic, chiede scusa, aiuta l'avversario con sportività a rialzarsi. Punizione intanto, primo cambio, fuori Gianmartini, dentro Fabio Menara, sponda Velo, si è alzato anche il capitano Omar Lezza, pronto a fare il suo ingresso in campo. Si riscalda anche Daniel Lorenzato, ancora tutti seduti in panca invece i giocatori del Città di Malo. Davide Fondase sul punto di battuta, siamo quasi all'altezza della linea di metà campo, aspettiamo il fischio, si può giocare. Fondase allora apre a sinistra per Zuccollo, ancora Fondase lo scambio, il pallone non arriva dalle parti di Menara, Puljanovic tutto solo, scarica il sinistro, si arrabbia Majstorovic che stava arrivando sul corsia di destra, un battibecco tra i due, può ripartire allora il Velo con Fondase per Gobbo, si muove in avanti Menara, Gobbo per Fondase, fermato qui senza fallo da Zuccollo il capitano maladense Slivic. Allora sarà rimessa laterale per la squadra in maglia granata, già giocata per Fabio Menara che tocca uno dei suoi primi palloni, lo scambio con il numero 8 Zuccollo, bella la giocata con la parata di Petrovic che riceve anche la trombata della sua tifoseria. Ma che bella l'azione comunque, con 3 tocchi, tra cui un colpo di testa del Velo che si era proposto in avanti, molto assai pericoloso nelle parti di Petrovic. Ninic cerca di danzare sul pallone, tiene possesso palla, poi va a calciare, si contrappone il numero 11 Gobbo, Ninic poi mette con il corpo fuori, rimessa laterale già battuta dal Velo, palla per il numero 11 Gobbo che scava un tiro che termina alto. Torna a rialzare il suo baricentro Nicola Petrovic, il portiere del Città di Malo, che ora il pallone sotto il suo piede destro, lo serve comodo Slivic che torna ancora dal 2 Petrovic, lo spazio per calciare, poi ci ripensa ancora Slivic per Petrovic, Slivic, Majstorovic, ora si va dalla parte opposta, cambiano anche posizione il 6-7 con Majstorovic che finta un tiro, va sul fondo per Ninic, c'è una deviazione in corner. Anzi no, non era avvisato il corner, ma ha visto bene il direttore di gara, sembrava una deviazione del portiere o di un giocatore, invece c'è stato l'esterno del palo. Dunque niente corner, giustamente non assegnato. Qui intanto rischia Majstorovic sul tentativo di battere una rimessa veloce da parte di Denis Gobbo. Palla giocata per Fabio Menara che vuole l'inserimento dei compagni. Menara va sul fondo del Gobbo, il pallone però è uscito, dunque rimessa laterale per il Città di Malo, pronto ad effettuare il primo cambio, mentre torna oltre linea di metacampo Nicola Petrovic, portiere maladense, a dare contributo, a dare maggior pressione all'azione offensiva appunto del Città di Malo. Endas, Petrovic, Slivic, Petrovic ancora, 13 minuti di gioco, non ha fretta comunque di alzare il ritmo il Malo, qui perde male il pallone, Gobbo
calcia, si prende un rimessa laterale, l'errore di Majstorovic che chiede scusa ai compagni, viene invitato a stare tranquillo, intanto ritorna in fase difensiva anche Sasha Ninic, ma è il Velo ora a cercare di portarsi in avanti, con Slivic che si riprende il pallone, l'ultimo a toccare è stato un giocatore del Velo, nella fattispecie il capitano Lezza, che ha toccato il suo primo pallone mettendo in fallo laterale. Majstorovic rischia, serve comunque Sasha Ninic che cerca di andare via sulla corsia laterale, viene però fermato dall'intervento preciso di Fabio Menara. Petrovic ora cambia lato, si alza ancora come portiere di movimento, ma si porta sul lato opposto rispetto alla tribuna della Belbotea Arena, teatro di questa 2 giorni di finali. In apertura oggi i baby under 15, qui intanto ancora Ninic, questa volta c'è una deviazione in corner di Davide Fondase, voleva un tocco di mano che rivediamo, si è aperto la mano, però era comunque attaccata al corpo, dunque i direttori di gara hanno fatto proseguire l'azione senza tante proteste del Città di Malo. Majstorovic per Petrovic, lo scambio con il capitano Slivic che va ancora dal 7 maladense, che cambia lato subito per il portiere che veste la maglia numero 2. Majstorovic, Slivic, Majstorovic, Ninic, ancora un pallone in mezzo, c'è una deviazione, può restare comunque in zona d'attacco. Ora torna sulla nostra postazione Nicola Petrovic, potrà entrare in campo anche Daniel Lorenzato. Majstorovic rischia di perdere il pallone, però non gli viene rubato da nessun avversario. Nicola Petrovic ancora da Majstorovic. Petrovic, il tiro risposto, però che resta ancora lì con Ninic, più volte ribattuto, non c'è fallo di mano, recupera comunque ancora il Città di Mano con Slivic che calcia un sinistro potente, qualche protesta di Ninic, ma sembrava tutto regolare, insomma in live, in diretta. Intanto 15 minuti che se ne sono già andati, sempre 0-0, è fisso il punteggio, reti bianche con i due portieri inoperosi. Sicuramente Petrovic più dentro il gioco dei suoi, soprattutto perché sale anche oltre la linea di metacampo. Palla girata tanto per Slivic che viene ribattuto, Slivic ancora a recuperare il pallone, resta a terra la sfera, non c'è fallo, c'è comunque una rimessa laterale per la squadra del Città di Malo con Majstorovic che chiama il time out. Per i suoi, va a dialogare con i suoi compagni di squadra. Qualche timida protesta con i tifosi maladense che cercano di richiamare l'attenzione anche dei direttori di gara, che invece li vedete lì in mezzo al campo, stanno dialogando su qualche azione precedente. Volevano forse dei falli di mano, ma falli di mano che non ci sono stati. Tornano in campo le due squadre quando siamo entrati nel minuto 18. Laterale con Sasha Ninic pronto a far ripartire il gioco dietro da Nicola Petrovic. Vediamo se tornerà ad avanzare Majstorovic per Ninic, recupera il pallone il numero 9 Fabio Menara che poi spara dalla distanza. Nicola Petrovic chiama lo schema per i suoi che senza alcuna fretta avanza per superare la linea di metacampo. Slivic, Ninic, intanto il fallo di Lezza che aveva subito chiedere scusa al collega capitano. Sportivamente il numero 13 del Velo conferma la giusta decisione arbitrale. Il secondo fallo
anzi il primo fallo del Velo, 2 ne ha commessi il Città di Malo, che va a battere questa sua prima punizione dunque di sfida con Sasha Ninic, che indica a Petrovic di girare, di ruotare. Punizione battuta comoda per Majstorovic, che torna ancora dal 20 Mladense. Majstorovic, Ninic, ancora per Majstorovic, Ninic, Petrovic torna tra i pali, Ninic la finta a cercare di calciare, a prendersi una deviazione, torna alto Nikola Petrovic, il portiere con la maglia numero 2 del Città di Malo. Ninic, il tiro, ancora una deviazione, questa volta di Fabio Menara in corner, resta lì in fase d'attacco in modalità offensiva il Città di Malo. Ninic, Majstorovic, giro palla scodellato per Slivic che non protegge bene il pallone. Laterale dunque ancora in fase d'attacco, si è alzato intanto nuovamente Denis Gobo, pronto a rientrare in partita per la formazione di mister Giorgio Schiro, che controlla i suoi in piedi. Majstorovic per Ninic che calcia, il pallone rimane sotto le gambe di Menara e poi scarica lontano Samuel Pasin per evitare problemi avversari. Intanto rientra Gobbo al posto di Menara. Majstorovic intanto supera la linea di metà campo, partita ferma sullo 0-0, qui recupera il pallone con il numero 10 Lorenzato, tocca il pallone con la mano secondo uno degli arbitri e arriva il cartellino giallo per Nikola Petrovic, che mostra con il corpo di aver colpito con il petto. È già passato anche il replay, non me ne sono accorto. Vediamo se la regia saprà ridarci il replay per vedere se effettivamente Nikola Petrovic aveva ragione. Eccolo qua, puntuale, mi ha ascoltato il buon Di Giambattista. Subito però il numero 10 Daniel Lorenzato aveva chiamato il tocco di mano, giallo per il portiere, quarto fallo, perché ce n'era anche uno cumulativo, ma sul fondo il pallone era uscito, dunque ripartirà da fondo campo Nikola Petrovic al minuto 21. Città di Malo che ha commesso 4 falli dal sesto in poi, sempre tiro libero Puljanovic, intanto qui portato a terra da Davide Fondase secondo la ricostruzione del direttore di gara. Entra intanto, rivediamo qui il fallo, entra Nicolò Girardello per questa punizione, il numero 8, anche vice capitano della formazione maladense. Sasha Ninic, lunga rincorsa, 6-7 metri di rincorsa circa per il numero 20, il Città di Malo, il fischio, il tiro, lo schema per Slivic che trova però l'opposizione di un attento Samuel Pasin che veloce come un gatto va a deviare il tiro avversario che rivediamo. Bravo qui nella circostanza il portiere del Velo. Ora in possesso l'altro portiere Petrovic del Malo, palla per Puljanovic fermato da Capitan Lezza, può ripartire Fondase, chiama a supporto Gobbo che non scarica verso il capitano, lo fa in un secondo momento per il numero 13 Omar Lezza, che si prende comunque un calcio d'angolo perché ci ha provato fino all'ultimo. Angolo già battuto di Lezza per il numero 11 Gobbo, palla ribattuta, arriva comunque nella zona di Fondase che scarica ancora per Gobbo. Lezza, lo scambio, l'anticipo però di Girardello, esce Pasin dai pali, mette in fallo laterale sul tentativo di Girardello. Ninic, intanto 23 minuti, ne mancano meno di 7 per l'eventuale recupero, sempre a 0-0, aspettiamoci, speriamoci
di vedere un gol che possa aprire le ostilità di questa seconda sfida. Palla per Puljanovic, fermato ancora Puljanovic, fermato 2 volte da un attento Fondase. La ripartenza con Gobbo che apre sull'inserimento sinistro di Fondase che calcia però addosso a Girardello. Puljanovic, allora serve Ninic che può partire in velocità, viene fermato senza fallo secondo il direttore di gara. Gobbo, il contro break per il numero 10 Lorenzato che non trova lo spazio per calciare perché Puljanovic è scivolata, mette fuori il pallone, poi Lezza si rifugia in fallo laterale. Out per il città di Mano di mister Roberto Michelan, battuto da Girardello. Girardello con in possesso palla, lo scambio con Slivic che torna dal numero 8, ancora Nikola Petrovic nella metà campo avversaria. Girardello, palla sul fondo con Ninic che cerca di mettere in mezzo un pallone, trova soltanto l'esterno della rete, lo può ripartire Pasin per il velo in velocità. La formazione granata di mister Giorgio Schiro, lo scambio con Lorenzato va a caricare poi il destro per Gobbo che si è trovato lo spazio di porta e ha calciato alto, molto alto, lo si vede anche dal replay riproposto prontamente da Andrea Di Giambattista che cura la regia per Futsal Veneto TV. Lo vedete là con Roplos, binomio imprescindibile per le sfide che contano a livello regionale. Attenzione, la porta è vuota, Lorenzato, la porta sguarnita e il vantaggio di Daniel Lorenzato. Non ha giocato bene la carta del portiere in movimento in questa circostanza, la formazione del città di Malo, e Lorenzato quasi all'altezza della linea di centrocampo, 1 metro oltre, ha trovato con un sinistro chirurgico la porta sguarnita. Palla dentro per l'1-0 del Velo che si è difesa a denti stretti sull'offensiva, specie con il portiere di movimento della città di Malo, con Petrovic che ora resta nella sua area di competenza. A meno di 4 minuti, al 26esimo è arrivato il gol del vantaggio, minato Puljanovic, fermato da Fondasa che cerca di ripartire. Puljanovic poi gli porta via di nuovo il pallone ma se lo riprende il Velo. Palla avanti proprio per Lorenzato che sta decidendo la partita. Intanto vengono invitati a mantenere calma Puljanovic e Fondase. Ripartita la sfida intanto con Nikola Petrovic che torna nella metà campo avversaria. Palla per Ninic, non precisissima, la tiene comunque viva il numero 20 che si prende un fallo laterale sulla deviazione di Andrea Zuccollo, in fallo laterale appunto. Ninic contro il direttore di gara. Girardello, la domestica dietro per Slivic, il capitano rischia, ci ha messo una gamba Denis Gobbo. Petrovic, proprio lui va a battere il fallo laterale per Slivic. 3 minuti scarsi per trovare il pari in casa città di Malo in questo primo tempo che vede il Velo avanti grazie al sigillo di Lorenzato. Petrovic intanto scarica altissimo il pallone e mister Schiro chiama il time out per il Velo, un time out al minuto 27 per smorzare un po' i toni di questo finale di primo tempo che vede appunto il Velo avanti 1-0. Sul città di Malo. Sottofondo la musica della Belmotea Arena, teatro, come ormai succede da 3 anni a questa parte, delle sfide che contano, che siano esse targate FIGC o Endas di mezzo, c'è sempre comunque il pezzo grosso, Michele Di Giambattista. Un grazie ovviamente alla società del team Giorgione che la settimana prossima, quella dopo ancora, il 26, sfiderà nel derby
il Futsal Giorgione nel primo turno dei playoff promozione. Team Giorgione che si è preso il quinto posto al photo finish in campionato nel girone B cadetto, superando le avversarie. Qui tanto palla per Ninic, 28-30 Ninic, la puntata senza deviazione, impreciso allora il tiro di Sasha Ninic, riparte allora Gobbo per il velo, Gobbo va a puntare Girardello, Gobbo si fa aiutare da Zuccolo che ha una prateria per calciare in due tempi, però Petrovic arpiona il pallone, poi va a terra, voleva un fallo Petrovic, ha rischiato ma non ha toccato nessuno Denis Gobbo. Ultimo minuto intanto di primo tempo con il mano avanti. Ninic va a puntare un avversario, lo salta, era il numero 10 Lorenzato, il contropiede ora proprio con Lorenzato che avanza, va a calciare, un sinistro che però si perde sul fondo. Occasione in contropiede per trovare la doppietta personale, sì, ma soprattutto il 2-0. Intanto Enrico Castagnero fa il suo esordio in questa sfida, scampoli di partita di primo tempo per il numero 2 Granata, che veste i colori, difende i colori del velo. Girardello costretto a dare indietro per Slivic che cerca la puntata verso Puljanovic, Girardello sulla corsia di sinistra, si fa vedere e poi ottima parata di Samuel Pasin che si distende in tuffo, era anche coperto, la rivediamo, era coperto da un compagno di squadra, l'ultimo vede arrivare il pallone ed è bravo di stendersi in tuffo, concede soltanto il corner. Intanto ultimo minuto se n'è andato, siamo nel recupero, scocca ora il 30esimo. Vedremo ancora per quanto faranno giocare i due direttori di gara. Palla intanto telefonata tra le mani di Pasin che comodo da destra per Zuccollo, lo spazio per avanzare per il numero 8 che c'è a cercare Castagnero che viene chiuso in fallo laterale dalla scivolata di Puljanovic, poi va a terra anche Slivic sul contatto con il compagno di squadra. Fallo laterale comunque per la squadra del velo, pronto a batterla Andrea Zuccollo con la maglia numero 8 per Lorenzato che scarica un sinistro che trova l'opposizione di un giocatore nella mini barriera da laterale, dunque corner, resta, vuole finire in attacco questo primo tempo il velo, legittimare il vantaggio che vede grazie al gol di Lorenzato avanti 1-0 la formazione di mister Schiro che si prende un altro fallo laterale, resta lì allora con Castagnero che non riceve il pallone, la palla per Fondase, giro palla verso Lorenzato va a puntare un giocatore, poi è bravo Nicola Petrovic a togliere il pallone dal piede di Zuccolo che si era proposto in area, ancora però la squadra del velo, c'è il doppio fischio ma era solo per segnalare che deve essere ripetuta la rimessa a parti invertite per un errore in impostazione del velo. 31-25, intanto penso che giocheremo ancora per una trentina di secondi, alla 32esimo arriverà il duplice fischio, i 2 minuti che verranno recuperati dai direttori di gara per effetto del doppio time out, uno per parte, pochi secondi ancora, allora Slivic, Ninic scarica, la porta rimane vuota, Puljanovic recupera ancora il pallone dietro per Slivic, 10 secondi, Puljanovic, la puntata dritto per dritto che termina abbondantemente fuori e arriva intanto il duplice fischio che manda il velo al riposo avanti 1-0 sul Città di Mano grazie al gol messo a segno da Daniel Lorenzato che ha trovato la porta sguarnita a sinistro perfetto a fil di palo. Stefano Testoni con immagini Forse Veneto TV vi danno appuntamento fra una decina di minuti per il secondo tempo di questa seconda semifinale.
pronti per il secondo tempo di Velo Futsal Città di Malo, grazie a Pizzaropluz per aver allietato intanto nel finale di primo tempo anche lo stomaco di chi vi parla, lo snello test. Ci voleva proprio la pizzetta, anche se magari un bel tonno cipolla la prossima volta, mi raccomando Tosi. Qui intanto recupera il pallone, subito Futsal di Malo, Città di Malo, si prende un bel calcione il capitano Slivic, subito fallo in avvio. Non mi è partito però il cronometro nella grafica, chiedo allora alla regia se riesce a far partire il crono per questi secondi 30 minuti. È avanti il Velo grazie al gol di Lorenzato. Recupera intanto il pallone ancora il Velo di mister Raschiro, palla proprio per Lorenzato che sta decidendo la partita, viene portato a terra, si scontrano con Majstorovic, si abbracciano i due, non era volontario, era comunque cattivo il fallo, però ha dovuto portarlo a terra. Intanto c'è stato anche il cambio tra i pali del Velo con Samuel Pasin, autore di un'ottima partita, che ha lasciato il posto a Luca Borsato, due portieri di livello per mister Raschiro che li intercambia anche quando la posta in palio è importante. Chi vince domani affronterà nella finalissima di Coppa Veneto Endas Vicenza il Real Mantovano, tra l'altro Coppa Endas Vicenza, il Veneto c'entra poco perché è fase provinciale. Città di Malo con Ninic che protegge su Fondase, Ninic lo scatto ma è bravissimo Zuccollo a metterci una gamba ed evitare il possibile a tu per tu di Ninic con Borsato. Ancora Ninic per Majstorovic, non arriva a prendersi il pallone Gobbo, Girardello da dietro per Slivic, il capitano servito al vice. Ninic intanto calcia di potenza, ma c'è Davide Fondase sulla traiettoria del pallone e allora sarà corner per la squadra di mister Roberto Michelan. Via qui fermato Stojmarovic, recupera il pallone nelle retrovie il Velo con Gobbo, non c'è il fallo, ottima l'apertura per Zuccollo, Lorenzato il tiro e poi c'è una deviazione provvidenziale di Slivic con il sedere, va a salvare dal possibile 2-0 i suoi. Occasione d'oro per il Velo per raddoppiare, sventata da Slivic. Intanto qui buona la giocata per Denis Gobbo che scarica un sinistro che esce sul fondo, buona l'idea. Nicola Petrovic intanto fa ripartire i suoi per Majstorovic ancora per Ninic che si accentra, scarica, trova un avversario, può ripartire allora il Velo con Fondase che scarica, un sinistro perfetto che trova l'angolo libero lontano e trova il 2-0 del Velo. Davide Fondase, rivediamo, ha alzato la testa e poi mandando il pallone sotto le gambe di Girardello trova il 2-0, esulta con i tifosi amici qui alla mia sinistra. Doppio vantaggio dunque per il Velo che ora potrà amministrare, ma manca tantissimo, mancano 26 minuti, appena iniziato il secondo tempo, ma era importante partire con il piede giusto. C'è riuscito il Velo che in precedenza aveva rischiato già con Lorenzato che era andato vicinissimo al raddoppio. Intanto Petrovic è tornato nella metacampo avversaria, Majstorovic in fondo per Ninic che mette in mezzo un pallone, c'è però una deviazione, l'ultimo a toccare è stato Luca Borsato che ha coperto bene il primo palo, il neoentrato portiere maladense. Slivic, Majstorovic si fa vedere, Slivic invita a salire anche il suo portiere Nicola Petrovic, proprio lui tocca il pallone, lo scarica per Girardello che torna indietro da Petrovic. Storovic
Girardello libero, si gira, non trattiene Luca Borsato. Ancora un corner per il Città di Malo che resta in fase d'attacco. Palla dietro per Petrovic, il pallone però è uscito, dunque rimessa laterale per il Velo, che verrà battuta dal numero 8 Andrea Zuccollo. Zuccollo arretra come da disposizione del direttore di gara. Zuccollo lungo per Lorenzato, Majstorovic però si prende il pallone che viene perso perché è bravo Gobbo a riprenderselo. Slivic intanto resta a terra, non c'è fallo. Ninic per Majstorovic che viene leggermente spinto senza però fallo da Zuccollo. Ninic si riprende il pallone e lo scarica potente, poi si prende un colpo al piede nel momento di un tiro, è andato ad incrociare probabilmente con un avversario. Non c'era ovviamente intenzionalità da parte, mi sembra, di Fondase, che va subito a sincerarsi delle condizioni del suo avversario. Tanto c'è il ghiaccio da parte di un dirigente del Velo che sportivamente va subito a dare il ghiaccio. Il numero 20, portacolori del Futsal Trissino. Arriva anche la bomboletta magica con lo spray. Ninic ha calciato e poi è andato a terra, forse ha colpito un avversario. Intanto è uscito in panca Majstorovic, che comunque si avvicina lentamente per sincerarsi delle condizioni del suo compagno di squadra, il numero 20 Sasha Ninic, che si è rialzato comunque sulle sue gambe, vuole continuare a giocare. Riceve anche le spiegazioni da parte di Zuccollo, che sicuramente non ha avuto intenzionalità nel contrasto. È comunque calcio d'angolo, perché c'era stata anche la deviazione appunto sul tiro di Ninic, che resta in campo. È ancora dolorante, ma non esce dal rettangolo di gioco l'esperto numero 20 Sasha Ninic. Palla scodellata per Slivic, proprio per Ninic che tenta il sinistro, può ripartire il Velo con un 2 contro 2. Lorenzato si gira e poi scarica altissimo, aveva fintato, costretto ad uscire Ninic. Rientra Majstorovic, proprio il 7 del Città di Malo, che tocca un pallone, invita ad avanzare. Palla per Puljanovic, spalla della porta, difende il pallone, scarica dietro per Majstorovic che dà indicazione di muoversi a Girardello. Slivic, Puljanovic fermato però da Fondase. Ancora Città di Malo